E rientriamo alla BIT di Milano, nuovamente in compagnia dell'assessore Marino Finozzi, assessore al turismo della Regione Veneto. Parliamo del sistema Veneto, assessore, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato prima, un sistema che ha davvero tutto da offrire al visitatore. Certo, questa è la dimostrazione attraverso la quale siamo i primi in Italia. Abbiamo il mare, la montagna, le terme, le città d'arte e altri tematismi che stiamo cercando di far emergere, come il Po e il suo delta, che è un parco naturalistico eccezionale, la Pedemontana Veneta e poi, come si diceva, questo turismo accessibile che è trasversale a tutti i temi. Che tipo di turista viene nella nostra regione? È un turista che ama il turismo slow, diciamo? Che tipo di turista è? No, un turista molto attento all'offerta culturale, appunto, si diceva più del 50% di questi turisti scelgono il tema delle città d'arte e quindi il turismo culturale. È un turista che sempre più preferisce fare una breve vacanza ma ripetuta nel corso dell'anno, quindi ci dobbiamo anche attrezzare perché dobbiamo accontentare il turista il più possibile in un breve tempo, quindi dobbiamo organizzarci anche da un punto di vista dell'infrastruttura e del trasporto pubblico locale. È un turista che arriva sempre da più lontano. Abbiamo avuto picchi di crescita di oltre il 50% ad esempio dal mercato russo, dal mercato cinese, novità, e anche dal mercato sudamericano. Quindi questi paesi emergenti da un punto di vista economico stanno per emergere fortemente anche da un punto di vista di mercato turistico. E per chi per esempio, assessore, amasse la bicicletta, che cosa trova in Veneto? Di tutto e di più, nel senso che il Veneto già è terra di ciclisti, abbiamo avuto tantissimi campioni e ogni anno ospitiamo anche delle tappe del Giro d'Italia, ma questo è per lo sport d'élite, ma abbiamo tantissimi percorsi cicloturistici che sono accompagnati da mappe georeferenziate che si possono scaricare nei tradizionali telefonini o sistemi di navigazione. Questo permette anche al ciclista della domenica di poter individuare dei percorsi alla sua portata, capire dove c'è un locale dove poter assaggiare un buon prodotto del posto, dove poter riposare, dove poter trovare magari anche un'officina che gli può riparare la bici se dovesse avere qualche piccolo incidente. Ricordiamo il portale, assessore della Regione Veneto, certo. e tra l'altro so che ci sono delle novità proprio in campo di innovazione di applicazioni da scaricare, per esempio. Certo. Il portale è quello ormai classico, il www.veneto.to, e cerchiamo di utilizzare qualsiasi tecnologia, soprattutto quella che oggi si può applicare nei telefonini, nei smartphone, nei tablet che ormai sono diffusissimi. Si possono scaricare queste mappe dove immediatamente si riesce a percepire qual è l'offerta di un territorio, e poi sono mappe tematiche, mappe legate agli appassionati di percorsi enogastronomici, agli appassionati delle passeggiate a cavallo, delle passeggiate a piedi o in bicicletta, quindi si può trovare tutta questa grande varietà di promozione anche da un punto di vista delle mappe. E a proposito di promozione, assessore, la Regione Veneto non sarà solamente in Italia a far vedere le sue bellezze? Tenendo conto che oltre il 65% dei turisti che arrivano in Veneto sono stranieri, abbiamo la necessità di andarci a farsi conoscere anche in quelle piazze. Il mercato del Nord Europa è quello più importante e infatti saremo la settimana prossima a Monaco di Baviera e 15 giorni dopo a Berlino in due importanti fiere sul turismo, proprio per confermare questa capacità di internazionalizzare anche il turismo in Veneto. Io ringrazio l'assessore Marino Finozzi per la bella chiacchierata. Noi qui dallo stand del Veneto, dalla BIT di Milano, vi salutiamo. Adesso vi facciamo vedere un servizio che abbiamo realizzato a Cologna Veneta. Parliamo di acqua che produce energia pulita. Grazie assessore. Grazie a voi.